Ciao ciao, come siete? Benvenuti a una nuova programmazione dalle Parai la Fare, la programmazione della famiglia piemontese Adolfo Varale Gamba Lunga de Freire, Córdoba, en la Argentina. ¿Cómo te estás, Paulín? Come va? Come va, Paulin? Tutto bene? Torna sì a battere il tacon, nauta 8P, una domenica, a presa l'auta, sempre su sì al pedal canon, Proprio Parai, Paulín, en qué con la programación 137 de Ale Parai la Fare. La cuestión Ale sempre true qualcosa per ciacciare un po' piemontese, Paulín, Per descurrere la lingua nostro nono, che sempre come disuma, per essere reiterativo, ma tu non mi dillo un'altra volta, che sempre ha fatto tanto piacere. Sì, proprio Parai, Paulín, una bella lingua proprio per parlare, bestemmiare, per cantare, un po' che tutto, Per durela, Per come dice Piero Montanaro, un la pa ma per bestemmie. Proprio Parai, Paulín. Lumara ringrazia il nostro auspiciante, la cooperativa agricola ganadera Consumo Freire Limitada, La agroveterinaria Levaque, el Comune Colonia Anita, el canal cooperativo de Alicia, il Comune Colonia Iturraspe, e la FM Colonia et Colonia Marina. Luma Coda ringrazia a nostra amici, la 100.1 Domingo en Familia, Huguito Pérez, e fuman salud grossa che al che fa con la trasmissione dalle Parai la Fare, caladane proprio una man bin grossa, Paulín. È proprio il post che l'uomo nasce. Bin Parai, Paulín. In che, come dico sempre, la Fare ale ciacciare un po' in piemontese. In che andiamo a ciacciare un po' da Lucalera, Paulín, i campagnin da sì dall'Argentina, dall'anno più o meno 1900 passa, calan passa la patambin, saria un po' la vivenza che hanno avuto la gente che hanno venuto a lavorare la terra. proprio. Che veramente hanno trovato come cose dure. Cioè, non va qua finché il piano della politica, no? No, la politica partidaria no. Magari a toccare una cosa che parla del vero senso della parola politica, che è come l'organizzazione della nazione, che lo lì c'è. Ma lo lì non va finché. Però la politica partidaria la sono te da parte che è un argomento nostro. Proprio Parai. Bueno, per tutta la gente sì, dall'Argentina sicuramente si scorderà o l'avranno ascoltato con te la fare sì. Il grito di Alcorta, si chiamava. Cosa era, Paulín, il grito di Alcorta? L'Ulia era nacido da un sciopero, come si chiama proprio la huelga o il paro in piemontese. Del paro di chi? Dei campagnin? Dei campagnin intentem che noi ero il granero del mondo, come si dice in castigliano, L'Argentina è il granero del mondo. Il granaio del mondo, in italiano il granero del mondo in piemontese. Bien, Paulín, un po' la gente come l'attacca più o meno che fare sì. Qua tutta viene dalla mano dei ferrovie, lo che noi diciamo il ferrocarril. Il treno. La carsura che ha avuto la Repubblica Argentina in quanto alla extensión dei ferrovie. All'attacare, svilupparsi, a desarrollarse, entre lo che si chiama la generazione dell'80, la generazione dell'80. Sarebbe dal 1980. Dal 1980 all'ente che proprio la ferrovia attacca stendisse per tutta la nazione. E all'attaccare assemblee et gran, il trigo, et gran in quantità. Cosa passava? Non avanzava già il che si consumia e l'eccedente lì vantava esportarlo in Europa. Lo sarebbe, perché attaccava a produrre in quantità grosse. Allora, per produrre, diventava la gente che fa il lavoro, toccava poblar, come si dice in Castiglia, tutto il territorio nazionale. Para che alla implementarsi, abitase Nandi, una política activa de inmigración. Así que bueno, como empezó un gran crecimiento por el tema del ferrocarril,
que dio una gran movilidad a todo lo que fue la parte de la producción, digamos así, de la pampa gringa, de la Argentina completa, podríamos decir, ¿no? Porque abarca una gran parte todo lo que es la zona cerealera, como quien dice, agrícola. Entonces, estaba bien, teníamos las extensiones, pero faltaba gente. Entonces se abrió una política de inmigración. Vitenandi una política de inmigración. Estamos hablando del año 1880 más o menos, Pablito. Prima que arribasse il Novecento. Bien. Cosa passava en l'Europa? La gente aveva fame. Con Moria. Allora mi zio Belesì a lavorare la terra argentina. A fece l'America. A fece l'America. A fece l'America. Dice tutta la fare sì, la produzione di Zuma Parà all'era già buona, ma quando arrivò a 23 tutta la immigrazione dell'Europa che ayer di italiani, tedeschi, un po' che tutta una mescia, perché mi zio pa ma che di italiano, non veniva solamente italiano, no, noi eiti Belesì venían rusos, alemanes, suizos, un poco de todo, Noi eiti sì per nostra zona, insomma, che hanno venuti piemontesi, però la immigrazione, era immigrante da tutte le nazioni dell'Europa. Dopo gli spataravo Belesì in l'Argentina più o meno, come era già. Y dividí un poco entre que soy paisano, insomma, Sí. Belesì alla Pampa Gringa, mandavo i piemontesi, en la región de Entre Ríos la andai i tedeschi, però sempre a treballare. Sempre a treballare, e sempre gent que mi zia escapar di male vite dell'Europa, però mi zio proprio abitò lo che noi diciamo all'ombro, abitavo le schine. Pablito, para que la producción era già buona, ma quando entra tutta la inmigración sì, alla fase primero en cure todo lo que era. Así que la producción creció de una forma, digamos, exagerada. Ahí pasó a ser la Argentina, la Staita, el granero del mundo. Perché questa gente sì che mi zia dell'Europa veramente sabia lavorare la terra. Sí. Sabia fare la rende. Se vi ero tante volte gente che hai mustau come Maluma dit prima in alta programmazione quando arrivavo Belesì all'Argentina in tal dall'immigrante hai mustau a dovrei Duma parla un po' saltuma fuori come sempre Duma Avrete andare però sempre dall'altra parte della riga. Las loire, parado de esa época, di Duma Parà, las loire da Caltembli, l'avranno stata fino a 2 urie, 3 urie, sarivo. Mi per lo che sai, al massimo 3 urie. 3 urie, la triple di zio. La triple, sei passi un'isia a 4 urie? No, per tirare a cavallo no. Secondo che sai mine, magari in che in casa in P e all'Einstein che viene, però 2-3 urie era lo che più durava. Pare che adoré ai mustau a tutta la gente di Zuma Parà l'immigrante che qualcuno sabia già, ma qualcuno ai mustau adoré las loire. Guarda che però venta sapeva dure. Sì, era piante. Sì, in che dico che lì è più ordinario che una sloira. Sì. Però magari se ti desse la sloira che è lì che la durezza, è pa buona, Sì. Quando passai con tutta la roba sì, la produzione che aveva tan buona per alla face una differenza diciamo Parà social dai sol da chi cairo il patrone il proprietario di Zuma Parà della terra e che lì che lavorava alla face una differenza dal dia alla notte che tu mi dici Paolin proprio perché la terra era un man che la faceva lavorare bene alle parei cioè e chi pochi lì che erano i patroni della terra, veramente facevano valere sua ragione, però del volte con tanta ingiustizia. Perché dice che i contratti che facevano erano proprio il contratto che massavo, le regole, gli stabilimenti che avevano i contratti,
aiero el rendite que calca trabajaba la terra pedía papagueila a que cayera lo padrón. Squadre, na mira a veces chavo come l'uma parlare l'autardina. Es quasi, es quasi. Así que si bien te daban la oportunidad de trabajar la tierra, digamos así, la ganancia que tenía el campañín, el productor, era muy poca. Niente, ahí era niente. A parte que il padrone della terra era co-padrone di commercio e obbligavo A Castén soy a comer. soi attitur su alquilino a Catén soi commercio. Direi che i soldi viravo sempre per la sua saccoccia. Al vira tuira, come dicono también, sempre la medesima saccoccia. Sì. Catavo tutto che faceva da manca e a tre per lavorare la terra e mi desi in commercio lur. Quello lì che in Anastasia proprio neanche descentaci. Come dice ti Paulín, se bien el campañín trabajaba dalla mattina, bin prena, la mattina buon'ora, finché il sole la tramontava, la tramonta il sole, dopo dal raccol per picca sia buon, restava poco niente. Sarebbe come dicevo in nonno una volta, zero paga zero. Zero paga zero. Però dice che in era in chi contratto anche clausole che dicevo che se sia una mala o una grama cosecha, come campagnin la vies da risponde con multe. Diciamo che se pioveva ciappava la tempesta, il proprietario ha dato la colpa a te. Así que sí, por espacio que ha dato la culpa. Sí. Io pro que era parte tua culpa, pero la vies da pagué con multe. Así que dentro de las cláusulas del contrato, si, digamos así, si era un año malo que era de sequía o bien por ahí por causa de alguna plaga o de la tempesta, de la piedra, la cosecha no era buena, vos tenías que pagarle la multa al propietario de la tierra. Y al que acabáis al sol, C o C. Para que ti non tengo que admitáis una multa. Altro che comerte. Che commerce, per carità del Dio. All'arruase finca il punto che, come dici, andasia papì avanti. No. Se bien alla staita nel 1912 alla staita proprio una cosecha in raccol che alla staita proprio mai vista nella storia dice alla fase la cosecha. El récord. Una cosecha histórica en el año 1900, entre el 1911 y el 1912. Ti sa che tutta la informazione disparei che alla stai record. Lo que sea y para la cantidad quintaio, tonelada. ¿Cuál era? ¿Ad media o gran, Paulín? No, parlo tutto. Stai buono tutto. Perché parla media, gran e anche l'in. Anche l'in. Anche l'in. Así que la cosecha entre 1911 y 1912 fue récord entre maíz, trigo y lo que era el lino también, que sembrava meno quantità, insomma, meno quantità però picchiura, perché ora sembra pa niente, proprio niente. Mi penso che come diciamo ora sarebbe la campagna dudes tardes, perché dice che la campagna prima la undes alla stai proprio grama. Dopo da una bin grama dall'undes, finì l'undes al dudes e che il tarde di Zuma Sparai nel 1930 a fare un raccolto proprio straordinario. Non è sproposito, come dicevo una volta in nonno. Pare che i campagnini, per pica sia buena el raccolto, la cosecha que hicieron, no llegaron a pagar las cuentas de la libreta, porque en quel tempo lì accattava tutto con la libreta. Tutta tempo. Sé che come tornò a Minello Mario come la dine che a te parei accredita a farfalle. A farfalle, proprio parei. Catavo parei. Paulín, a tutta claffare si insomma parei campagnin colan fai. E all'antacaffe riunione, perché lo lì andasi a papì. Finit per fare? Sì, caffè riunione perché andasi a papì, ma che pagava niente. Andasi a pa. L'andai a git. Il sindicato, che sai pa come diria in piemontese,
patrualo, però mi idea che le bindit sindicato. De estibadores. Chi fa la... Chi lì che fanno i piloti, come dicevano i nostri nonni, in Piemonte, la estiva, in Ticapalun, dei sac, dei borse. Sì, diciamo i borse, ma i sac. Sì, la parola borsa neanche le patan maldita, pero son i sac. El sindicato de los estibadores y oficios varios. Para ellos llaman en Castilla. El centro de estudios sociales, serían centro de estudios sociales, sería lo que hoy en día, più o meno, ¿cómo lo llamarían que hoy en día lo leen? Y hoy sería un asistente social, digamos así, una cosa, una fare más o menos así, digamos. Que va a ver más o menos cómo vive la calidad de vida de la gente. Proprio para él. Los asistentes sociales serían que hoy en día, pero no hay y Argentina. La calidad de vida. Y luego, quizás, chica la cosita, sí. Y lingera, los crotos. Los crotos ancora giuntase encima tutto su cayeron camino a organizar y campañín. Lo que normalmente hablábamos de los crotos, que se movilizaban mucho en tren, que iban a hacer las cosechas, del norte al sur, del sur al norte, y bueno, claro, con tutto sí, la paga per tutta la gente, el trabajador golondrina, como le decían. Sí, que el croto no, porque niente. Ahí era entre que hay nunca hacía niente e che nunca trabajaba para él, a tem, para él. A tem, sí, proprio para él. Así que come l'avevo detto, scusa, come l'avevo detto quando l'avevo fatto la programmazione di croto, di lingera, spieghi ai piemontesi là, che in era tanti e che gente lì che erano con abbastanza di istruzione. Sí, Europa analfabeto, no eran analfabetos. Perdón, che l'hanno base alla causa, insomma, per giudicare ai campagnini. Alla passata tutta clafare lì, insomma, per cosa che province, insomma, per l'Argentina la appiava tutta la roba. Quanta l'anta caffè, i sciopero, las huelgas, entre el sud de Santa Fe, entre el noroeste de Buenos Aires, el sud de Córdoba, entre la provincia de La Pampa. E cosa chiamavo, Paulino? Chiamavo per? En tutti i sciopero, todas las huelgas, chiamava sempre lo medesimo. Contra i contratti che faceva il padrone, che erano troppo duri. Así que Córdoba, Santa Fe, La Pampa, una parte de Buenos Aires. Una parte. Así que pedían por la huelga de los campañín, de los chacareros, digamos así, para que se cambiara, se reviera, como quien dice, la situación de los contratos, porque no se podía más trabajar. Era papin contratto per poter lavorare, lui era già contratto per gavette, per cicette il sangue. Sería, ya venero que c'è il sangue, sería. Cicciao il sangue. Proprio para Paulino. Para que el 25 de junio de 1902, Paulín, a la fase en asamblea en la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo de Alcorta. La Sociedad Italiana Socorro Mutuo de Alcorta. Alcorta, la provincia de Santa Fe. La provincia di Santa Fe, Alcorta. E alla stata più o meno all'Arambase 2000 campagnini, 2000 chacareros. Con poca gente, No. Parlé, Paulín, entre insomma il 2025, ma gente ora tesgna se il deal entre il telefonì e poi le sciacciare con tutto il che fa da manca. No, se ti parles al mondo. Camin a parlare dal 1902 per buttesse d'accordo 2000 campagnini, ma gente i parole che l'avranno fatto. Non puoi dire che le fa tan facile, No. Che in paesano, in campagnino, in chacaré, come deve dire, asbita d'accordo, No, lo lì hai proprio... Sai che sono teste dure. Sì. Quel momento lì, la riunione, l'assemblea lì, che la fase, belle lì, en la Società Italiana Socorro Mutuo de Alcorta, llaman la historia argentina, en la historia argentina es conocida como el grito de Alcorta.
il braille d'Alcorta. El braille, el reclamo, el grito de Alcorta. Sì, sì. Calanfay y Campañín como protesta, digamos así, por la ley de los arrendamientos, Paulino. Veramente ero proprio già tu stufe e Luca, Sì. Luca passavo, Luca vivivo. Per non che ancora in base all'assemblea, alla Paulino, Alan Arambaseli, cosa chamau ayer que disuma para ahí los ítems, los puntos, cosa chamau y Campañín. Chiamavo pas tante cose, pas tanti articoli. Il numero uno, e idea che era il più importante, era una rebasa de afit, de los arrendamientos, del alquiler. Una rebasa de afit. Trabajaba en porcentaje, disuma para ahí, Se era al tant per cent o era col prezzo per quadra, no? Ettari, quadra, in che tempo là durava la quadra. ¿Cuál era el porcentaje, disuma para ahí? Dice que alla fine arrivava al 48%. 48% de lo que vos ganabas tenías que pagar de arrendamiento. O bien, FIS, a fe o pa fe, 50 pesos per quadra. Pesos di nostri, peso argentino per quadra. Madre. Pues durava la misera, per miserare la quadra. Sí. L'altre da xaxarava aire bot, ma partita la gent que es col·lega en qui programació sí, Paulín, la misura de l'hectari, disuma per 10.000 metri quadra. La quadra 7.060 metri quadra. Ma 7.000. Passa un po'. Allora, 17. Belesì quadrato traire la gran maggioranza della zona sono 133 ettari, cioè sarebbe 80 quadri. 80 quadri. Belesì sono 1.000 per 1.300. proprio per lei. Alle proprie pagine sparai, no. 1.200 sei pareire, 1.000 sei pareire, però più o meno le parei. Paulín, allora, si arrangiava prima che lei si un po', Lucas pagava, dopo con tutta la roba lì. Il tempo, si chiamava col tempo di contratto, sì, che arrangiai un po', che fai a 4 anni almeno. 4 anni. E che pagasse con la produzione che facevi, con la qualità che sortia da tua terra, da tuo campo, da tua chacra. Ah, bene. Io penso che se ti per il mal tempo, per una condizione cittadina o lo che sia, avessi mala qualità e l'avessi da dare il tanto per cento, lo che valía una cosa de buena calidad. Claro, se pedía también que vos entregaras lo que producías. Si el año era malo, la producción, bueno, se entregaba mala y no tenías que pagar multa. Que pagase, digamos así, el chacarero, el campañín no tenía por qué pagar una multa si el tiempo fue malo, fue la sequía o fue la piedra, digamos así. No tenía que sacar el campañín de su bolsillo para pagarle al patrón por una cosa buena, digamos. El último artículo, el número 4, llamaba la libertà e contratè. De contratè cosa, Paulín? La macchina che andavi a bate, che fai liber e di te la che ti vicino. Que gavava un montone di soldi. La macchina che diciamo per la che andavi a bate, era cosa al patrone. Se o da un amico, o la che al convenia, o piava co. Lo che noi diciamo a Belesì, una commissione, sarebbe una, come dite in piemontese, una... Non so come chiama lo sai, pero ben para la tesa. Así que no bastaba con una mancha. No bastaba con todo el resto, sino que también le proveía la máquina para que le haga la trilla. Era che gavava proprio fino alla vera mangiava. Magari io gavava con poca al medesimo padrone della macchina perché era pa sua. Sì, sicuramente che sì. Ecco che il punto lì qua llamaba que la 6 sostiene que bestia. Ah, para que tenga también algunos animales. Para el consumo. Bien. Proprio niente. No. La vi un vaca cavallo. Sì. Per? Para ella era tutto perché cadeva la terra. Sì.
proprio niente da Dio. Hai qualche articolo ma cacciamavo, però abbastanza importante. Tutti importanti, per carità di Dio. Importante. Mentre che andaria avanti, diciamo, parai così con il sciopero, con la huelga, alla comitase d'accordo i campagnin per organizzarsi un po', e hanno in testa da formare una organización central chacaré, una organización central de chacarero. Para ahí, cayeron gente que, diciamo, para ahí, comandáis un poco, tutto acclarò así, perché mettesse d'accordo 2000 campagnin e parletto insieme, da zia pa avanti. No. Para ahí che da zia qualcuno che metteis alla testa, come dicevo niente. Cabeza el dirigente. El dirigente. Il 15 d'agosto da 1902 entre la società italiana Drosare Paulin nace lo que ayer al día anche ancora funciona. El día de hoy todavía nació en agosto de 1902 en Rosario la Federación Agraria Argentina, Pablito. Anda la fuerza que l'avran fet i campanyí, que l'han fet una organización que l'ha passat 100 passa d'anys. Sí, en poc temps, perquè quan l'hom atacat l'hom dit que el 25 de juny de 1902. Per 8 mesos. Per arribar el 15 d'agost, ahí era già lo che noi ve le si disuma il sindicato, il gremio de la Federación Agraria Argentina. 2 mesi l'abbiamo buttato servito d'accordo, pare che es vei che l'affare era pas tan bella per i campagnini, Paolino. No, perché quando è stato tan facile per d'accordo è perché se si incammina a vivere un momento pas tan bello. Basta tutte stundi, no, tan bello. Tutta era pas colore resa, no. El sciopero, la huelga, i padroni han attaccato ai campagnini che ero gente che agitava la società, che l'abusava, come noi che diríamos agitadores sociali, che facevano rivolte, disturbios, e con tutto lì che vittime hanno stato, vittime con sangue, con morto. Allora il governo di Santa Fe, che veia, che era in cammino a Ughi, tutto così, ha ordinato un comitato, una comitiva che andasse a fare una ispezione, un informe, che si informasse un po' come era l'affare. E questa gente sì che l'andai a vedere tutto che era in cammino a capite, alla dare razón ai campagnini, ai paesani. Así que el gobierno de Santa Fe, bueno, vieron todo lo que eran los disturbios, esto que había, y bueno, que se estaban armando un poco, participó el gobierno, mandó una comisión a ver un poquito cómo era la FARE, y bueno, se pusieron del lado de los campañín, de los chacareros, como quien dice, Proprio para ahí. Así que, con tutta clarova lì, alla obbliga a fare i contratti per scritto, che un affare che l'hanno buttato d'accordo, Paolin, che tutto che costava un sacche e portare tutto il raccolto, tutti i gran che produveva, insomma, per i campagnini, alla via da pagarlo al patrón. Allora, porque al principio el campañín tenía que embolsar en bolsas nuevas y llevárselo al patrón. De los vital depósitos. Proprio para él. Ya se llegó a un gran logro, digamos así, que todo lo que era el embolsar, digamos así, en saqué, todo lo que era el gran, el Amelia, el Lin, ya corría por cuenta de el propietario, por el patrón, y también el traslado, que era ya una cosa bastante importante. Se viene el transporte en que momento là, ahí era fai per i cavalli, a sangue, insomma, con el care. Però soccusta l'avrà quello. E dopo alla libra da tutto lo che era, Paolin, lo che lui lo que chamavo prima, lo que vos decías,
e la viuda pagò una multa perché la cosecha era patambuna, l'havien de pagar una multa? No. Piantà lì para que lo que es gavava la terra, con el racol, es portava. Pagaves con lo que l'havies. Proprio parai. Se l'era bun, se l'era gram, e se l'era mac parai, Però era mac parai. una cosa giusta. Pique giusta, eh? E es diu que a la meitat de 1930 Sí. han atacat a Calais un poc i a FIT, los arrendamientos, com es dicen Belecí en Castilla. Bé. De la meitat de 1930 diu que la gent i propietari era un poc esbarioat. Ajá. E han atacat a desvisar un poc, bisumma, a Tapai el piqui. a Calais un poc. Dic que el sciopero lì, la huelga Sí. del mese giugn de 1912 alla dichiararsi, si declarò senza fin, Senza fin. indeterminata, Por tiempo indeterminado. senza fin. Alla slungassense il tempo Sí. per 4 mesi, 4 meses. 6 mesi, Bien. e alla affettare, insomma, Sí. a più di 100.000 campagnini, 100.000 colonos l'hanno stati affettati. Así que la huelga afectó a más de 100.000 colonos. Sempre parlando di province di Córdoba, Sì. Santa Fe, Buenos Aires, un po' la Sì, sì. Pampa, e magari con un po' di Una bella quantità. Una bella quantità, più di 100.000. Más Più di bueno. 100.000 colonos, più di 100.000 campagnini. E la sloira era la 3, la herramienta Principal. importante Sì. pilare Alan Farmacia. all'infermarsi più del milione, più més milione di sloire. Así que- 500.000 sloire. Así que separaron 500.000 arados más de 500.000 arados con la huelga del 12 del 13. 500.000 sloire ferme. Che la sloira era tutto. ¿Habrán chapado el río? La brancia para el ruido. No, ahí creo que. No, ma è ingrassato, Estaba un po' grasa. Sì, ingrassato. Has vist che, come dicevo proprio la gente una volta quando era vinca la via Pancura attaccata a lavorare, la Pancura dai tensur, Sí. perché la sloira era la 3, la herramienta più importante che era. Sí, proprio para ahí, Pauli. Més milione di sloire ferme. A la viuda cabeza del río del primo ataque. Sì. En Quitempelí, Paulín, conté a la gent que da 4 campanyins, diguem, agricultor, que treballeu la terra, 3 afitau mac a l'era patró. Ma tu un sul. Mac sul all'era il patró. Guarda, Luca, insomma, a parler, Sì, sì. Ma che lì che era il patrono o padrone della terra, alla via Pancura paga. No, la via Pancure paga. La via d'andare in con la banca. El AU, como dices ti, de 4 personas, 3 eran trabajadores que no eran dueños del campo. Y el que era dueño del campo, si bien tenía todos estos beneficios, como quien dice, también estaba endeudado con el banco. Así que estaban todos endeudados. Ero tu il medesimo piano. Cioè, Tu il medesimo piano. proprio Anche dice che il David dei campagnin, della gente di campagna, dei chacareros, come si dice qui in Argentina, ero proprio grosso. Io papiga a veces. E che il motivo lì che i debiti erano tan grossi, i commercianti, io papi vendia. le cerraron la libreta. Y negaron la vendita, tutto lo che l'avevano dentro. Sí. Perché la situazione la via abitase proprio difficile. Y seguramente le cortaron porque una bota escataba con la libreta y después, claro, al ver todas las pares estas que estaban todos endeudados, si hasta el patrón estaba endeudado, entonces, ¿qué pasaba? Llegó un momento que habrán dicho el comerciante, esto no me van a pagar más, entonces le cerró la libreta. E che alle Tiró la raya en vez de decir, fino sì non mi arriva. Sì, lo che butte così dalla parte del commerciante. Sí.
tu andai a te e io andai a pagare, sai che fa l'amor del tisic un po' tempo. Sí, Pauli, diciamo pare che il sciopero, che la huelga sì, alla fase intentem che i campagnini la viu para travagliare, diciamo pare. Sì, hanno cosa un po' il momento che ero pantra il raccolto nella semna. Sí, así que buscaron, después de hacer la trilla, el racol, como decía Steve, y antes de empezar a preparar la tierra para la próxima siembra, ahí se pusieron de acuerdo, Paulín? Parece che il conflitto con i colonos, Venezuela, l'Argentina, come passa quando la gente pianta lì trabajar, l'Argentina apanda almeno en exportación. Así que siguió, a pesar de la huelga, la Argentina siguió exportando. Seguitava incarsando. Guarda che l'Argentina è proprio sta sempre una nazione parecchia. Paulín, ¿quién cagaba en que el Temli, diciamo para quién eran los que sacaban el cereal a otros países? ¿Qué cayeron? En tutti dice che erano 9 compagnie. 9 compañías. 9 compagnie esportadoras. ¿Y qué coincidió? Due ben importanti che sono ancora al dito anche. ¿Al dito anche? Al dito anche. Il 23% di imbarchi erano man di Bungi Born. A Bungi Born. Anche in stanno più Bungi, però esiste ancora. E il 22% in man è Dreyfus. Caleco, y ancora. Y dopo ya hay l'altra resta. Así que Bungi Born tenía una buena parte que ahora es Bunge solo. Sí. Y después Dreyfus, 22%, que también sí. Y lui ha sumado el 45%. L'altra resta del 55% y hay 7 compañías. 7 compañías más que sacaban, pero ha aportado menos ya, diciamo per ahí, divide il 55 in 7, le poi stesse che divide il 45 in 2. Il buco grosso lo più. Seguía el sciopero, diciamo per ahí, la huelga, alla portare cose buone, che beneficia, diciamo per ahí, per i campagnini, la crisi, diciamo per ahí, da tutto che la gente capitava alla seguità fino a 1921. Si bien, digamos, se llegó a unos buenos arreglos, unos buenos acuerdos de todo lo que eran los alquileres y todo el mover del cereal y cómo salía, digamos, la trilla, todo eso, digamos, esto no vio el punto final hasta 1921. Sì, perché per inglesare tante cose, che il Terdes i proprietari l'avevano ceduto un po', l'avevano fatto un pochino, ma dopo torna a Ciapavol, torna a Ciapalande, a Sviscumale. Però come dices tu, dopo il 21 attacca Vitesse un po' fino a tutto. La stata una nueva manifestación, una nueva manifestación, un nuevo, digamos, era para una huelga, ¿no? Una petición, un petitorio, como se dice en castellano. El Senado de la Nación per una ley da tutta la gente che affittava la terra bene sì alla stata contemplar diciamo per ahí lo que Chamau y Chacaré en el 1921 en el Senado de la Nación con la ley 11.170, Paulín, que salió la ley de los arrendamientos, así se llamó, ¿cierto? Que dice que con esta ley sí el abuso alla calà un po', all'andare un po' in diminuzione, almeno. Però alla pasparida autunno, no, la lei era però è sempre un pena. Era già la lei, già più difficile, diciamo per lei. Diciamo che sì. E dopo tutta la gente della campagna un po' organizzata,
con el sindicato come la federazione agraria aiutava già. Pare che la passata più o meno 20 años, 9 años, de 8 o 9 años a lo que los colonos empezaron, digamos, a manifestarse, a crear la Federación Agraria, a que se sancione la ley 11.170 en el Senado de la Nación, pasaron 8 años, 9, Pablito. Falta tanto tempo. No, pa tanto tempo. E la Federazione Agraria había una specie di bulletin che informava sui soci, alla gente della campagna. Árdati. Questo bulletin sì, all'attacca sorte in settembre, el 21 de septiembre de 1912. Así que el mismo año que se formó la Federación Agraria, ya sacaba un boletín oficial. Un mes dopo che l'aveva fatto, un mes dopo. En settembre l'aveva fatto. Che daría título de noticia y campaña. Noticia, che lo lì era importante. E che dopo del 25 giugno del 1913, torna un anno dopo, 2 anni dopo che l'aveva fatto la federazione, un anno faccio dal bolletin, e 2 anni dopo che l'aveva formata, Alan había el jornal, lo que noi Belesí diciamo el diario La Tierra. El diario La Tierra. El diario La Tierra. La Tierra, La Tierra. Árdati. Che fino al 2023 a sortire ancora. A sortire ancora? Fino al 2023. 100 anni. Sì. Da lì avanti sapevo pa cosa dire. Ma dove? La verdad que es una bella data, Paolino. Una bella traiettoria. Sì. Con tutta la fare da insomma parai dal sciopero della huelga, ero i campagnini ero d'accordo, insomma parai lo scrotto, los lingera ero d'accordo, ma i padroni quando cacciaravo tra loro ai dicevo io d'accordo. Dicevo che avevo ragione, ma che lo dicevo per andrenta, dicevo pa, insomma, dei lavare ancora, dicevo pa di andare il braccio a torce. Sì che sai, è una cosa che ha visto male. La gente accattava il cereale e era d'accordo. A pedire il paese, lui che era un cammino a vivere la gente della campagna. No. Para Paulín, que el grito de Alcorta juntó a más de 100.000 chacareros, afectó a más de 100.000 chacareros, paralizó a más de 500.000 arados en esa época, que no había la comunicación que tenemos ahora, ponerse todos de acuerdo en ese momento. La verdad que la verdad pa tan fácil, No. Y era per WhatsApp, E dopo, come has dit, alle pa tan facile curir al caval del commissario. E then incontra i ric alle pa tan facile. Pa tan fácil. Malambe de acuerdo, la sortì la Federación Agraria Argentina, que con el tempo alla staita arda, Paulín, alla staita fino a l'anno buttasse d'accordo, e l'hanno staita nel tempo, diciamo, parai, la gente che esportador dal cereale. Sì. Rupe. E sia è una cosa che dimostra che la unione fa la forza. Proprio parai, Paulín. Así que el grito de Alcorta la chamase que el momento sí. Seria una situazione che la viví la nazione, un riguardo a lo che è il lavoro della campagna, come che venta destaquela. Sì. Insomma, explicas la politica? No. Se Unidos fiqué, però per spa in tren che il terreno lì perché tante teste, tante idee, come dico sempre, Paolino. E ti cerchi in il medesimo punto, in il medesimo argomento, hai due opinioni che via che fai su la medesima nazione o della medesima situazione che si incammina via. Parai no papi che se ve le di. La summa te da para. Non tu mamma lo che la stai proprio el fe, la fe. Es la fe del momento. Así que bueno, el momento, bueno, porque también afectaba
a nuestros antepasados toda esta situación. Estamos hablando de 1912, cuando llegaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos a alguna parte, o bisabuelos, como inmigrantes aquí a la Argentina, si bien algunos eran italianos, otros alemanes, suizo-alemanes, ruso-alemanes, había toda una mezcla, afectó a gran parte de la gente que venía a trabajar, que venía a hacer la América. Así que un momento triste de la historia argentina, pero que se superó, y con el tiempo, bueno, gracias a Dios, los Campañín son lo que son el día de hoy, Paulina. Dobnan temp i naveng nau. Alain Ruà, acaté, sua terra colura, força treballé. Per l'on que sempre venta valorello un que l'han fait, qui que l'han estat prima en noi. Evitese co del voto entre el moment que hi era, entre el moment que vivia. A calamnita tut calada al cielo. No, niente. Ha treballat da sul a sul. E per niente. E per niente. Proprio per lei. Paulì, non la fine della programmazione, Torna a andarne via nauta. Torna a andarne via nauta, Paulì. Loma da ringraziare a nostro auspiciante, la Cooperativa Agrícola Ganadera del Consumo Freire Limitada, la Agroveterinaria Levaque, el Comune Colonianita, el Comune Colonia Iturraspe. Loma da ringraziare a la FM 100.1, a nuestro amigo Huguito Pérez, la FM Colonia, con Colonia Marina, con la Miss Rivadero, el canal cooperativo que Alan Calase tiene certe per televisión. Come se Facebook Paulì, Allora che ringraziate la fare sempre Ciacciarem Pompi a Monteis che tan ben al cœur, Paulì. Per verdene a noi, scusa, per verdene a noi vendria che invitais un televisor come una volta che l'avia descaria, una volta che io a descaria. Non ho niente in verità. Carai. Se sentuma la domenica che viene con pare, Nauta pare, sarà fino alla domenica che viene, quando il numero torna sia batte il tacone. Aspettiamo che tu finisce ben la domenica e che sia una buona settimana di lavoro la che viene. Se sentuma la domenica che viene. Fino alla domenica che viene a te. Ciao. Ciao.